stavo dicendo che stava commentando, immagino. Allora, io sinceramente, vabbè, non dico niente perché c'è poco da dire, è meglio così perché sennò poi vengo squalificato Esatto, a per vita. parecchio tempo a vita, quindi lasciamo perdere. Io sono dell'idea che ci vuole rispetto per la femminile, perché è assurdo che ci sono arbitri che vengono qui ad arbitrare in modo superficiale, solo questo. Io non dico a favore o a sfavore perché non ci mancherebbe assolutamente, però che devono avere rispetto per la femminile, perché noi lavoriamo tutta la settimana, c'è gente che comunque fa dei sacrifici e non possono essere superficiali, solo questo. Coach, che partita è stata? Allora, noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché Treviso veniva sicuramente da molto in crescita, perché dopo la partita con Ragusa loro avevano giocato una partita punto a punto Alpo, una partita che hanno vinto con Umbertide, e quindi avevo detto alle mie ragazzi, guardate che qua ragazzi, è un'altra partita questa qua. Noi venivamo poi dalla qualificazione in Coppa Italia con la partita con Alcamo, quindi un po' di euforia e tutto, e infatti è stata una partita punto a punto. È stata. Punto a punto, però nei Sì, nel momenti... finale poi vabbè siamo andati anche perché eravamo forse un po' più freschi, loro sono poche, si allenano un po' calati, quindi nel quarto quarto loro calano sempre, però sicuramente c'era da affrontarla in maniera diversa sta partita, solo questo. Coach, si avvicina Natale, quindi fermiamoci qua. Le tue ragazze sentivo che dicevo, la mossa tattica è stata la seconda. Noi ci abbiamo sempre questa mossa, anche al trofeo Mazzali sono stato espulso, è entrata lei e abbiamo vinto la partita, quindi noi ce l'abbiamo da mossa tattica, quando le cose non vanno bene cerchiamo di fare questo. Benissimo. E allora le auguro buon Natale, buone feste a tutte e in bocca al lupo per il campionato. Grazie, grazie.